La legge sul commercio ha iniziato il suo percorso in commissione, è stato presentato dall'assessore Coppola. Oggi stiamo facendo le audizioni e dalla prossima seduta, quindi presumo a giovedì, inizierà proprio il passaggio all'articolato. Così Luca Baggio, presidente della Commissione Commercio del Consiglio regionale, illustra lo stato delle cose del disegno di legge presentato dall'assessore Isi Coppola, che ha come tema le politiche per lo sviluppo del sistema commerciale. Il provvedimento dovrebbe andare in Consiglio per l'approvazione entro la fine dell'anno. Per Baggio c'è un aspetto molto importante. Verranno agevolati tutti gli insediamenti commerciali in centro storico, con una duplice funzione. Ovviamente quella di insediare proprio nel centro storico, quindi recuperare magari palazzetti datati importanti e dare un po' di vita sotto l'aspetto anche turistico. Se i centri più piccoli si desertificano, continua Baggio, il turista non è invogliato a visitarli. Se vi è un afflusso massiccio di persone nei nostri centri storici, questo sicuramente va a vantaggio di tutto il commercio. Non è un provvedimento che intende favorire la grande distribuzione o il commercio di vicinato. Noi dobbiamo tenere in rete il piccolo commercio con la grande distribuzione. Non deve esserci uno che elimina l'altro. Una volta emanata questa legge renderà più semplice aprire un'attività. Innanzitutto si potrà fino a una determinata ovviamente superficie semplicemente comunicare con una SCIA l'apertura e quindi completamente eliminata tutta la parte burocratica. La Commissione ha ascoltato fino ad ora i sindaci, le associazioni dei commercianti e i sindacati. Da una parte viene chiesta più libertà per le vendite promozionali, dall'altra indicazioni marcate per la tutela dei lavoratori.